La passione per la montagna era fortissima per il dottor Enzo Bortolozzi, come testimoniano le foto che aveva postato a inizio agosto sul suo profilo Facebook. Lunghe camminate magari per andare a cercare funghi, come ieri, quando la tragedia si è consumata. 68 anni, medico di Castelfranco, ma molto noto anche nel veneziano, con ambulatorio a Milano, Bortolozzi era uscito di casa dicendo che sarebbe andato a cercare funghi, ma non aveva fatto ritorno nel suo appartamento per le vacanze a San Candido, in provincia di Bolzano. Subito i familiari hanno dato l'allarme e le ricerche erano proseguite fino al tramonto, ma senza esito alcuno. Stamane il drammatico epilogo. Gli uomini del soccorso alpino hanno trovato il corpo dell'uomo ai margini del bosco nella zona di Sesto Pusteria, poco distante un sentiero a quota 1600 metri. I soccorritori ipotizzano che l'uomo si sia allontanato dal tracciato nella ricerca dei funghi e che sia caduto per una quindicina di metri, procurandosi così le lesioni mortali. Una ricostruzione sulla quale indagano ora i carabinieri. La notizia intanto è rimbalzata in poco tempo a Castelfranco e di qui a Milano, dove aveva aperto un ambulatorio dopo aver lavorato per anni nel reparto chirurgico degli ospedali di Noale e Milano, con particolare riferimento all'endoscopia digestiva e alla proctologia. Un professionista molto amato. Lo testimonia questo video, una festa organizzata nel 2013 dalla unità operativa del reparto di chirurgia di Milano, nella quale il medico si occupò in parte delle riprese e durante la quale fu tra i protagonisti della serata. Oggi il cordoglio ha riunito tutti, dai familiari agli amici, dai colleghi fino ai vertici dell'azienda sanitaria, senza dimenticare i tanti pazienti che lo ricordano come un medico preparato ed efficiente, sempre con il sorriso in volto.